Alfonso Buscemi, la comunità ecclesiale, il comune di Gianciana, insieme al cartello sociale, avete organizzato una manifestazione insieme per le strade, per la sistemazione della strada 118 Corleone Agrigentina Gianciana Raffadali. È un'arteria importante che collega i paesi dell'entroterra siciliano. Ecco, un resoconto della manifestazione e quali effetti sperate di ottenere? È un'arteria che ha tagliato in due tutti i paesi della montagna verso Agrigento. Ogni mattina pendolari, lavoratori che viaggiano, studenti, non hanno più la possibilità dei mezzi pubblici e devono arrangiarsi con mezzi propri, con una strada che ormai non si percorre meno di 2 ore circa. Abbiamo voluto evidenziare questi gravi disagi, ma anche per l'economia del territorio. Lì c'è grande presenza di pastorizia, artigianato, la gente non ci va più. Quali risultati? I risultati quelli di essere celeri perché si è perso troppo tempo per l'inizio dei lavori, più di 4 mesi per aprire appunto il cantiere. Adesso stanno lavorando, ma abbiamo voluto evidenziare che non può ripetersi quello che dalle nostre parti sostanzialmente è diventato una consuetudine: si iniziano i lavori e si lasciano lì per anni. Lì i lavori vanno fatti celermente, vanno chiuse, va consegnata questa arteria alla collettività. Troppo spesso abbiamo visto dei tavoli dove si fanno accordi e poi l'ANAS e le imprese non li mantengono. Finalmente, grazie alla solita regia di un prefetto efficiente, un prefetto all'altezza del compito che deve avere in una terra martoriata come il nostro, dove ha messo un punto fermo sulle attività di questo genere, perché come noi sappiamo questo di ieri è un pezzettino di tutto il disastro rispetto alle viabilità che ci sono ancora in corso. Ieri si faceva riferimento per le inefficienze al Ponte Milena, dove qualche settimana fa finalmente si sono assegnati i lavori ad una nuova impresa, hanno messo lì a sentinella, sembra quasi del cantiere, dei gabinetti, ma i lavori non sono iniziati. Ecco, ieri abbiamo voluto porre l'accento per dire basta. 4 mesi di burocrazia sono stati tanti, adesso si rafforzano i lavori, si incrementa il personale e si vada dritti alla sostanza delle cose. L'emergenza significano tante cose, creiamo dei disagi, specialmente ora nel periodo estivo con gli incendi che si svilupperanno, perché qua sopra questo territorio vi è un demanio forestale, quindi creeremo anche dei disagi per quanto riguarda i vigili del fuoco, creiamo dei disagi anche per quanto riguarda la forestale, per non dire che per raggiungere l'ospedale di Agrigento diventa un'odissea, perché dobbiamo percorrere la strada o di Gianciano o di Ribera per poi andare a finire ad Agrigento. Oltre ai disagi che abbiamo causato ai nostri concittadini, perché c'è molta gente qua del territorio, della montagna che lavora in provincia ad Agrigento, e il disagio è un pochettino particolare, perché noi dobbiamo fare Cianciana, poi facciamo Alessandria della Rocca poi San Biagio Platani, Sant'Angelo Muchisaro, Santa Elisabetta a Raffadale e poi Agrigento. Quindi il tragitto, oltre a aumentare dei chilometri, aumenta anche nel tempo. Cerchiamo di mantenere gli impegni che hanno preso l'ANAS, perché seguiamo questi lavori già dai primi di febbraio. Abbiamo contattato Sua Eccellenza il Prefetto, abbiamo fatto dei tavoli tecnici sia ad Agrigento sia anche a Palermo nella sede regionale dell'ANAS, e per accorciare i tempi abbiamo fatto rifare nuovamente il progetto, che non è quello originale, così accorciamo i lavori sono di meno e così accorciano i tempi, e loro ci hanno garantito che prima che finisca l'estate almeno la corsia la metteranno in funzione. È un disagio al quale in qualche modo, come dire, siamo allenati, non so se si può usare questo termine. Sembra che il ponte sulla statale Agrigento-Palermo, quello in prossimità di Milena,
siano ripartiti i lavori. Ma ricordo che quando arrivai 5 anni fa erano fermi, c'era il semaforo. Ora, ripeto, ho sentito dire che sono stati avviati e quantomeno si è sbloccato l'impedimento. Però, ahimè, certamente nelle cosiddette zone interne, ecco, la nostra viabilità è veramente accidentata, creando situazioni imbarazzanti per i collegamenti, per i lavoratori, per chi si deve spostare, ma immagino anche per qualche situazione di emergenza, di intervento delle ambulanze, per andare a fare le visite negli ospedali. E allora vederci in questo bel pomeriggio soleggiato credo che sia importante, non per mettere in difficoltà qualcuno, ci mancherebbe altro, ma per richiamare l'attenzione a che si abbia una cura delle vie di comunicazione. Certo, questo pomeriggio abbiamo fatto da Agrigento qui, abbiamo fatto una piccola gita turistica per la campagna siciliana, però ecco, non eravamo in emergenza e eravamo per un trasferimento di lavoro o di altri impegni, ma per essere qua vicino alle comunità, ma anche io per essere vicino ai parroci che abitano e servono con attenzione queste località, queste comunità. È un segno, è un modo di dire, ecco, ci sono delle sentinelle che vigilano sui lavori. Speriamo che ci siano questi lavori. L'augurio è questo, perché ecco, si possano risolvere queste questioni con un'attenzione, una manutenzione che non porti a queste chiusure complete, che veramente sono inaccettabili.